Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vediamo cosa ci riserva questa giornata. Buon San Valentino a tutti, intanto di venerdì 14 febbraio 2020. Prima però di intraprendere l'approfondimento degli influssi astrali per questo giorno, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi anche al mio canale YouTube. Cominciamo dunque vedendo quali sono le costellazioni in gioco oggi e parlando anche appunto dell'influsso di Venere, quale reggente del giorno dunque ci indica già un po' il leitmotiv della giornata che sicuramente è dedicato ai rapporti, adesso a prescindere che sia il giorno di San Valentino, ma è una cosa molto bella che cada proprio sotto l'influsso del dominatore Venere che appunto parla proprio di relazioni, di contatto col prossimo, di armonia sociale, di bellezza. Dunque sicuramente oggi, se già non fosse stato un giorno particolare di festa, dove sicuramente molti coglieranno l'occasione per prendersi cura di sé, per pensare al proprio amato o alla propria amata e dunque dedicando del tempo a questa persona, a individuare magari un regalo, a dedicare un pensiero positivo in quella direzione. Poi c'è tutta una branca di persone single che comunque oggi sono lo stesso stimolate nei confronti delle relazioni sociali e del prossimo, al pari appunto delle persone impegnate o già sentimentalmente occupate, diciamo così. Dunque giornata dove i rapporti col prossimo sono sotto i riflettori, è molto dunque un giorno importante sotto questo aspetto proprio per l'influsso di Venere, ma anche le questioni lavorative oggi sono in primo piano. Ricordiamoci che Venere non è soltanto la portatrice di amore e magari insieme a un pizzico di contributo marziano anche a una certa spinta diciamo sessuale o erotica nei rapporti. Venere apporta anche buone opportunità lavorative, scambi favorevoli, oppure la possibilità di intraprendere un percorso di difesa legale e cose del genere. Dunque abbiamo molti settori che Venere abbraccia, anche se il più noto appunto è quello legato ai sentimenti e alle relazioni sociali. Cos'altro dire? Ovviamente è una giornata che ha delle costellazioni. Noi abbiamo parlato per ora soltanto dell'influsso del dominatore del giorno e poi perché appunto abbiamo visto che è San Valentino, dunque sicuramente saremo orientati in quella direzione. Molti organizzeranno la sera, la cena, l'impegno, chi con gli amici, chi solo col partner e così via. Eh, Capita anche nel fine settimana, dunque si presta anche ancora di più a questo genere di cose e, rullo di tamburi, anche la stella a capo è Bilancia, dunque appartiene a Venere anche lei, oggi proprio giornatona dell'amore, dunque cade proprio bene, una festa proprio che cade nei migliori auspici. Abbiamo soltanto due piccole cose da attenzionare. Il primo aspetto è il doppio fluido di Scorpione. E ormai avrete capito che quando è presente un doppio fluido di Scorpione nell'arco della giornata c'è sempre un po' di amaretta, di amarezza e di maretta. Dunque, qualche cosina proprio non sarà delle migliori, qualche cosina non sarà proprio liscia come doveva essere, qualche piccola discussione, qualche fraintendimento, questo sempre perché comunque stiamo parlando di un influsso generale appartenente al dominatore Venere, dunque è un dominatore comunque benigno che tende a mitigare gli influssi. Se già fossimo capitati sotto il dominio di Marte o di Saturno, la presenza del doppio fluido di Scorpione chiaramente diventava di tutto un altro peso, era da interpretarsi in modo peggiorativo, ovvio. Dunque oggi sì, c'è qualche screzio, ci può essere qualche incomprensione, qualche bugiuccia di troppo, perché il doppio fluido di Sagittario
fa la lingua più pronta alla chiacchiera, magari qualcosa viene ingrossato, ingrandito, raccontato più, come dire, montato a neve, più di quello che è, però di fondo la giornata è positiva, dunque godiamoci questo giorno, attenzione soltanto, può essere la giornata indice di uno stomaco un po' più delicato che andrà sicuramente cautelato un po'. Per il resto, una giornata che si chiude molto bene con le ultime costellazioni molto favorevoli. Dunque, che dire, godetevi questo giorno di festa, rilassatevi, lasciate perdere i piccoli screzi, cercate di essere diplomatici, voi stessi indirizzate la vostra comunicazione in un modo chiaro e non fraintendibile e che non crei appigli per discussioni fini a se stesse, oggi non vale la pena, non è giornata dove sia il caso di creare screzi, una giornata buona per le mediazioni. Dunque, invece di prendere di petto, non vi preoccupate che tanto la Hilde ve lo dice quando è il caso di essere invece diretti e duri, oggi è una giornata, siate morbidi. Se qualcosa vi viene a stuzzicare, fate sforzo, cioè fate contenzione e cercate appunto di lasciar correre, vedrete che le cose si andranno a sistemare da sole senza neanche doverci mettere né ansia né risentimento. Lasciate andare, se no ne patisce lo stomaco. Io vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato fino a qui e comunque eh, attenzione ai mezzi di trasporto in movimento. Questo lo dico a maggior ragione perché il doppio fluido di Scorpione può portare incidenti o pericoli di incidenti stradali e il doppio fluido di Sagittario con i mezzi meccanici in movimento. Dunque questo sicuramente è una giornata tranquilla, comunque Venere garantisce che oggi cose grosse non dovrebbero esserci, a meno che non si abbia proprio un oroscopo personale particolarmente sottoposto a prove e particolarmente costellato di valori poco favorevoli, però così non fosse sarà comunque una giornata tranquilla, non creerà grosse problematiche. Vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando alla prossima condivisione. Mi raccomando, eh, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e iscrivetevi anche al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Grazie e a presto.